Salve a tutti e benvenuti a Soundtrack City. Ecco una nuova puntata, questa volta come sapete che ci piace fare, ogni tanto usciamo dal discorso della musica applicata al cinema, alle serie televisive e quindi ai compositori di musica applicata in questo senso, e invece allarghiamo il discorso a chi invece cerca una commistione di linguaggi. A volte abbiamo trattato appunto la realtà virtuale, a volte il multimediale. Oggi l'ospite è Arlo Bigazzi, musicista, produttore artistico, compositore, fondatore della Materiale Sonori, che è una label storica italiana. Parleremo con lui di come posso dire, un progetto, un'opera che si dice appunto transmediale, perché parte dalla poesia, del reading, per arrivare poi alla musica e per arrivare a tanti altri rivoli che hanno a che fare con diversi linguaggi espressivi. Tutto quanto il filo rosso, e quando dico rosso lo dico veramente questa volta, che unisce il tutto, è Majakovskij. Allora quindi io direi di andarne a parlare direttamente con l'ideatore di tutto questo, che eccolo qui, Arlo Bigazzi. Ciao Arlo. Salve a tutti, ciao Marco, ciao. Che poi Arlo io lo conosco, anche se lo conosco, come posso dire, digitalmente o già da tempo, perché Forse appunto ci all'epoca scrivevamo. le lettere vere con la posta. Sì. Sì, con carta, penna e calamaio proprio, Bravo, quindi allora, dunque Arlo, io ho cominciato a sentire questo vostro lavoro, Majakovskij, no? E devo dire che mi ha veramente affascinato. Parole e musica scorrono in un continuo inseguirsi per raccontare un Majakovskij apparentemente meno politico ma più universale, un giovane innamorato della vita, dell'arte e dell'utopia. Certamente non il Majakovskij cui siamo abituati, icona imbalsamata della rivoluzione, ma la storia e la poesia di un ragazzo appassionato agli eventi dell'esistenza. Insomma, qui è un bel iniziare, cioè quindi smontare l'immagine che tutti hanno di Majakovskij per prendere in fondo, per dare luce a quella di un ragazzo, forse probabilmente, anche perché uno dimentica che il grosso della produzione di Majakovskij quando era un ragazzo, non... Sì, con Chiara Cappelli, che è l'attrice che recita insomma, il testo del Majakovskij e che ha curato le traduzioni, sì, tentando di riportarle in un linguaggio un po' più contemporaneo e anche più inserito all'interno del copione, insomma. Con lei c'era questa idea avevamo lavorato in passato in altri spettacoli, però sempre sotto direzione, però c'era un feeling particolare fra me e lei. A un certo punto è nata la necessità di provarsi, e è nata molto umilmente, nel senso, io all'inizio, ma anche lei, l'abbiamo vissuta come studio proprio, insomma. Visto che siamo sempre rimasti un po' scontenti dalle produzioni in cui avevamo lavorato, proviamo a curarlo in maniera diversa. Però l'idea era un semplice reading con accompagnamento musicale minimo e voce, e poi insomma la cosa ci ha appassionato, siamo andati avanti. Una cosa che avevo detto a Chiara era che non mi parlasse di fare dischi, che era proprio uno studio puro, però poi facendo gli spettacoli, perché è dal 2017 che lo portiamo in giro, è nata la richiesta del CD, e quindi abbiamo fatto ok, mettiamoci a lavorare sul CD. Poi a me piacciono le collaborazioni, avere intorno persone a cui voglio bene, non è solo l'aspetto tecnico musicale che mi fa mettere insieme le band, insomma. Tutti gli ospiti, che ce n'è diversi, c'è Blaine Running, Ready to Moon, Guido Guglielminetti, che è il bassista e il produttore dei Gregori, c'è Emilio Cosottini e Mirko Guerrini, che sono stati collaboratori di Bollani. Cioè, alla fine tutti questi amici mi hanno dato talmente tanto materiale che a Giampiero, mio fratello, che dirige Materiale Sonoro, ha detto: ma facciamo un doppio. E quindi è nato il doppio. Poi a un certo punto è venuta la voglia del libro,
Poi ci sono stati video, già c'erano all'inizio video che si trovano insomma sui normali canali web, e quindi alla fine a un certo punto durante la stesura del libro, dove ci sono oltre al copione anche vari interventi di amici e di accademici, Daniele Corsi, che è un professore universitario che, insomma, che studia bene l'avanguardie artistiche, ha detto: guardate che voi state facendo un prodotto transmediale, non è multimediale come state usando, è proprio transmediale, perché attraverso le varie discipline non si capisce qual è la disciplina portante. Infatti il disco è un pezzetto, non è la cosa, come anche lo spettacolo è un pezzetto, perché in fin dei conti lo adattiamo a seconda delle situazioni. Regolarmente lo facciamo in 3 per poterlo fare nei posti anche più piccoli, economicamente svantaggiati, ma ad ottobre, verso fine ottobre, l'abbiamo fatto in un teatro qui vicino a noi, a Cavriglia, dove eravamo 11 sul palco, insomma c'era Chiara e 10 musicisti. In fin dei conti quello che stiamo facendo rappresenta, direi anche molto, il Majakovskij che noi immaginiamo, che, come hai detto tu, era principalmente un ragazzo alla scoperta del mondo. E sì, ok, il poeta Vate della rivoluzione e tutto il resto, però la poesia era un pezzetto, perché lui ha fatto, a parte il grafico, ha fatto novelle per bambini, cose per bambini, ora non mi ricordo se novelle o ha illustrato novelle per bambini. Ha fatto il cinema, ha fatto lo sceneggiatore, ha fatto l'attore. Si trova un video dove lui 2 film ha fatto come attore, uno era su un testo di Jack London, e quello che si trova, il teppista e la signorina, se non mi sbaglio il titolo, è su un testo di De Amicis, insomma, quindi ridurre la poesia a poeta, insomma, ci sembra abbastanza limitante. Come io spero nel testo di portare una riflessione sull'importanza della gioventù, cioè sull'essere rivoluzionario nel momento in cui siamo giovani, che tutti più o meno abbiamo una spinta verso il futuro. Oggi si sta un po' perdendo, insomma, questa cosa qui, o comunque noi anziani forse non ce ne accorgiamo, bisognerebbe vedere. Insomma, però io volevo portare, cioè spero che il sottotesto porti una riflessione su questo argomento, insomma. È vero, Majakovskij era modernissimo di per sé, era già contemporaneo, nel senso era già lui transmediale, perché ogni espressione lui ci si avvicinava con un approccio aperto, moderno, e relegarlo semplicemente al poeta o anche al poeta fortemente politicizzato è limitante. Io avevo un amore giovanile per Majakovskij, ma proprio ero fissatissimo ma dai 16 ai 20 anni, e poi a un certo punto mi sono allontanato, quindi lavorando, ristudiando, leggendo la biografia, cioè cercando cose biografiche e tutto, e ho capito perché mi ero stancato e c'era qualcosa che non mi tornava in questa figura di Vate della rivoluzione. Rivoluzionario sì, lo è sempre stato da quando aveva 11 anni, che veniva fermato dalla polizia, insomma. Sì. Però era anche molto critico lui col partito, insomma, o con la burocrazia che stava nascendo, era anche parecchio lucido, quindi una figura un po' strana. Come c'era nelle traduzioni abbiamo trovato delle cose curiose. Ti faccio un esempio: lui, lavorando in rima, usava spesso parole che poi riportava in varie poesie. Una di queste timballi, cioè nelle traduzioni italiane si trova timballo. Ora, tu che sei musicista, lo sai cos'è il timballo? No, io sono anche romano, quindi il timballo mi viene in mente altre cose da mangiare. Bravo. Allora, il timballo, cioè ora mi vanto, ma in verità ho dovuto fare ricerche. È un tamburo dell'epoca dell'Impero Romano. Sì,
capito? E quindi E nelle poesie forse si è da trova... lì, ah, giusto, è da lì che No, deriva allora il c'è timballo delle cibo. cose... e niente, Chiara è andata anche a ricontrollare i vocabolari italiano-russo dell'Ottocento, e Sì. quella parola russa usata da Majakovskij è tradotta sempre come tamburo. Chissà come mai a noi è arrivato timballo, Ah, noi è rimasto però timballo. rende meno comprensibile la poesia, i versi di Majakovskij, e li rende anche vecchi. Invece tamburo e tamburo ci arriva immediatamente, capito? Quando non si è preteso, e Chiara per prima, di fare una traduzione filologica, cioè quello che ci interessava è che poesie e testo biografico, che sono in un flusso continuo, avessero una certa armonia. Ma durante la lavorazione la domanda che ci facevamo più spesso era: un ragazzo di 20 anni che parola avrebbe usato? Quando il compositore, il musicista deve organizzare una musica dove c'è una voce recitante, cambiano molte cose. Non si possono mettere tanti elementi perché disturberebbero la voce recitante, il senso. C'è un'economia, credo, diversa. Ecco, da questo punto di vista, come è stato il tuo approccio? Qui invece ho tentato proprio di fare l'opposto, cioè ho cercato di fare arrangiamenti, diciamo, importanti, pieni, sono molto pieni i brani di Majakovskij, perché volevo vedere cosa accadeva mettendo, ora, se uno ascolta il disco, non è pop, però usi il termine, un arrangiamento in stile pop, cioè con quella pienezza di la batteria, le chitarre elettriche, i fiati, e mi sembra abbia funzionato. Merito credo sia anche di Chiara, perché ha in qualche modo un ritmo nato, era la cosa che mi faceva trovare bene con lei, cioè lei aspettava, ma accorgevo quando facevamo gli spettacoli che lei aspettava che la nota chiudesse e poi metteva la parola, cioè c'era molto interplay, e quindi se il progetto, insomma, se musica e parola recitata ha funzionato, credo una buona parte sia merito suo, insomma. Ma mi era anche stancato, ce n'è tanti di reading dove c'è l'attore e il pianista che al 90% fa i cavoli suoi, non ascolta né il significato delle parole né i tempi dell'attore, insomma, questo purtroppo è una verità. Quando invece, secondo me, io ho fatto principalmente musica strumentale in tutti questi anni, però quando avevo una voce, quando avevo un testo, cioè cercavo di dare significato ai suoni usati, Certo, insomma, alle note, certo. al momento in cui usarli. Poi che ci sia riuscito o meno è un altro discorso, però l'onestà d'animo c'era, insomma, la musica è vero deve essere al servizio. Con Majakovskij ho tentato proprio un Una strada 50% per uno, diversa. insomma. Sì, sì, sì. Lo sai perché ti ho fatto questa domanda? Perché io in realtà, quando studiavo al conservatorio, io studiavo percussione, il mio maestro era Antonio Striano. Antonio Striano fece un lavoro con Carmelo Bene, che era proprio Majakovskij, questo negli anni '80, dove c'era solo lui alle percussioni e Carmelo Bene. E io andai a vedere, ancora me lo ricordo, all'Opera qui a Roma, la musica non era affatto sottofondo, ma si intrecciava No, proprio con il testo. E quando c'hai Majakovskij davanti, che non è esattamente il poeta leccatino da atmosfere proprio soffici, ma anzi è molto vivo e intenso, beh, lì io penso che il musicista si diverte. E ti volevo dire che tu, secondo me, voi ci siete riusciti perfettamente, ma vorrei però un attimo, prima di lasciarti continuare, nominarli i musicisti, perché io ci tengo sempre che in qualche modo tutti quanti, io ad esempio ho sentito un grandissimo trombettista flicornista, che credo sia sì, Mirio Cosottini, dico bene? sì, Cosottini è un pilastro di tutto il progetto, perché con lui poi abbiamo, cioè, avevamo fatto delle esperienze io e lui, la colonna sonora per una graphic novel di Luca Brandi, che è un nostro amico, e il libro era Tribe, poi ha partecipato a Majakovskij, e poi abbiamo fatto all'inizio della pandemia, per tenere vivo il gruppo di lavoro e per non cadere nella depressione, mi sono inventato un altro progetto che è Solitarie Comunanze Digitali, dove Mirio è protagonista,
e poi abbiamo fatto sempre lì, questo secondo lockdown, abbiamo fatto uno spettacolo in streaming al Museo Venturino Venturi, diciamo lui e Lorenzo Boscucci, che si è aggregato dopo poi in verità al disco, e sono le due colonne dello spettacolo, insomma. Il produttore, insomma, quello che mi è stato più accanto a livello di produzione, anche degli arrangiamenti, che è Lorenzo Tommasini, e Guido Guglielminetti, che fa un cameo, entra in un brano. Poi c'è Massimo Liverani, che anche lui un breve cameo con Teremi. C'è Marco Furelli alla chitarra, anche lui in un brano, per poi io non mi ricordo, Brian Runninger, l'ho detto, anche lui sì, l'hai detto, quello lì, che non è la prima volta che collabora con te, no? Blaine Reininger, se non vado errato. Con Blaine altro... ci siamo conosciuti negli anni '80, lui partecipò a un disco dei Milizia, un gruppo di Perugia, dove io curavo la produzione. Poi negli anni recenti, nel 2018, l'ho coinvolto per questa colonna sonora che dicevo poc'anzi, di Tribe, dove partecipa a un paio di brani. Poi con Blaine, penso, con lui ho fatto il disco, credo, che mi rende più orgoglioso, per dire più bello, forse non è giusto, che è Kino, Nobody Know How and Why, dove c'è Blaine, Rogerino e Pierluigi Andreoni. Vabbè, insomma, abbiamo fatto, gli anni passano, era il 2000-2001, insomma. E poi va bene il rapporto di materiali sonori con Tuxedo Moon, quindi non posso dire di essere il migliore amico di Blaine, ma sicuramente un riferimento di stima, d'affetto, sì, no. Senti, mi hai parlato di materiali sonori e io una domanda te la devo fare, cioè nel senso, ci vuole. non posso non fartela. Allora, tu sei tra i fondatori di Materiali Sonori, io lo conosco Materiali Sonori da non lo so quanti anni, appunto, sì, quando c'era ancora carta, penna e calamaio, però ecco, per noi musicisti di una certa area Materiali Sonori è stato un punto di riferimento in Italia di quelli forti, cioè bastava andare a vedere il catalogo vostro e rendersi conto di che qualità c'era in generale, voglio dire, tantissimi artisti, alcuni ne ha nominati te, Rogerino, me lo ricordo, ma insomma tantissimi ce ne sono. Quando è stata fondata esattamente, gli anni Materiali Sonori? Diciamo dal notaio siamo andati nel 79 e comunque gli anni sono 77-79, insomma. Figli degli anni 70, si vede lontano un miglio proprio. Materiali Sonori nacque come etichetta estremamente politicizzata, anche se non abbiamo mai avuto le bandiere rosse al vento, ma poi mio fratello ed io eravamo due folli che non abbiamo mai seguito una linea, ma abbiamo fatto dischi e più ci interessavano, più ci piacevano. Il rapporto umano è stato importante, cioè venivamo condizionati anche da questo, non c'era una linea. Per dire, gli anni '80, sì, noi abbiamo fatto il primo disco delle FIBA, i Neon, però abbandonati, poi non abbiamo mai seguito un genere preciso, non c'è mai riuscito, insomma. Il Majakowski lo dimostra bene, perché tra le pieghe... Infatti, a me sembra che quello che fa da spartiacque tra un'etichetta e l'altra, tra una label e l'altra, è il coefficiente di sperimentazione che hanno all'interno, cioè e io vedo che Materiali Sonori non ha mai avuto paura di sperimentare, di provare nuove strade, anzi mi sembra che fa quasi parte del vostro DNA. No, è così, un po', cioè, se tu potessi vedere la mia discografia probabilmente ti scapperebbe da ridere, perché c'è di tutto, delle cose impensabili una accanto all'altro, cioè c'è cose di musica etnica accanto a Zappa, o la discografia di Zappa, o la discografia di Weather Report, e quella di Bob Marley, di Peter Gabriel, anche Gianpiero. Sì, siamo onnivori, capito? Io non faccio distinzione fra Beethoven e Ivan della Mea. Prima io i dischi li tenevo ordinati in ordine alfabetico, non erano divisi nel genere, cioè la musica è soggettiva e si divide in musica che ti è utile e in musica che è inutile. Mi va bene anche il gruppo heavy metal, per 15 minuti l'ascolto volentieri, mi dà un'energia, capito? Come mi può piacere, adoro Secondo Casadei, ecco.
non ho problemi in questo senso. Come mi sento a casa a parlare con Arlo, perché effettivamente open mind proprio senza nessun problema, però sicuramente voi avete avuto a che fare con anzi con un paio di generazioni di ascoltatori, quindi io non ti voglio fare la domanda come è cambiato il mercato o quant'altro. In questi anni, secondo te, come sono cambiati gli ascoltatori? No, gli ascoltatori secondo me non Se sono cambiati. No, io questa disperazione che i giovani non seguono più. Majakowski è un esperimento strano, l'abbiamo fatto dalle birrerie in un bosco, nei teatri, e ha sempre funzionato. E l'attenzione siamo riusciti a catturarla quando c'era ragazzetti di 18 anni come ai 75 anni, però erano contesti comunque interessanti. Cioè, il pubblico negli anni nostri, per capirsi, era più curioso, questo è vero. Però ora chi organizza va solo sul sicuro, sulle cose già fatte, non sperimenta più, non propone più. Cioè, io mi ricordo quando, penso anche tu, insomma, quando abbiamo iniziato, per suonare in certi posti, in certi locali, in certi festival, dovevi sputare il sangue, se non proponevi qualcosa di originale o tecnicamente adatto, non ti consideravano. Ora si chiede a un locale, ti dicono quante birre bevi, quanti amici porti, e risolto il problema. Il degrado c'è nell'ascolto della musica, è anche strettamente connesso con la politica. In passato c'erano i luoghi, fra virgolette, politici, dove, cioè, se ripensi alle feste dell'unità, io suonavo col canzone di Valdarno, eravamo con Giampiero, un gruppetto che veniva dalla tradizione popolare e mischiando al cantatorato, e c'era la sera prima Iaria, Eugenio Finardi, canzone di Valdarno, Ballo Liscio, Giorgio Gaslini. Sì, è tutto insieme, proprio senza nessun problema. Ma hai capito, però ti davano il ventaglio insomma, della situazione. C'era un movimento culturale dietro che non è diventato controcultura, purtroppo, e non si è radicalizzato. Poi i meravigliosi anni 80 hanno vinto le spalline, i capelli coronati, il sistema, insomma, l'industria si è perfezionata di come fare a ingannare i giovani, e molti giovani oggi sono ingannati, però se gli proponi, ho fatto con Mirio Cosottini e Lorenzo Boscucci una performance in un ambiente nuovo, è il Mammut a Montevecchi, che era un ex cinema, è stata una performance di musica improvvisata su base elettronica per 50 minuti. C'era un ragazzetto di 18 anni, dopo il concerto è venuto nei camerini con gli occhi di fuori dicendomi non pensavo il basso si potesse suonare in questo modo, il basso era solo ho suonato il basso a Tinozza. Perché in tutto questo non abbiamo detto musicista, sì, ho capito, ma come strumentista Arlo è un bassista, attenzione. È un bassista, posseggo dei bassi e li suono. No, tu sei un bassista. Vabbè. No, anche perché sentitevi di questi dischi di cui stiamo parlando adesso e vi rendete conto che è un bassista, non è uno... Vabbè. No, insomma, ti dicevo, abbiamo presentato una musica, fra virgolette, strana, però aiutata da visual, da una bella scenografia, e il pubblico cioè, io pensavo, ero l'anziano di tutta la cosa, cioè, guardate, se si rimane in 30, non 15, è una vittoria, è andata benissimo, non vi disperate. C'erano più di 100 persone, sono rimaste tutte alla fine, e la cosa fantastica è che alla fine, cioè, ci fermavano per chiederci le cose, oppure affermando che non avevano mai visto una cosa così strana, però coinvolgente, immersiva. Quindi la domanda qual è? Cioè, che forse non c'è il coraggio di proporre, o comunque quando si propone in contesti deboli, che oggi bisogna comunque fare il conto che c'è la televisione, ci sono lustrini, c'è internet, quindi forse andare a suonare con le casse rotte, cioè a tempi nostri contava solo il contenuto, probabilmente, o comunque il contenuto
aveva una bella importanza. Oggi invece il contenuto e estetica hanno bisogno. Ora non so se mi sto senza... No, ti sei spiegato perfettamente. Io ogni tanto dico che poi bisogna recuperare, anche perché troppa pulizia poi alla fine tecnica poi maschera altre mancanze di contenuto. Però hai ragione te, poi alla fine il saper comunque proporre una cosa anche sfruttando il lato tecnico e non una cosa come arronzata, come si suol dire, questa qui è una cosa molto positiva. Senti, io però ti devo fare la domanda finale. Ci sono dei progetti di far sì che questo Majakowski in qualche modo sia anche ci siano anche dal vivo, o se no semplicemente quali sono le prossime tappe, se le avete? Majakowski va avanti come progetto, perché ormai è diventato un polipo con i tentacoli. C'è un disco pronto con Flavio Ferri, che era uno dei componenti del Delta V, che uscirà per la Silentes, etichetta veneta, che accompagnerà un libro di fotografie di Lucia Baldini. Poi a livello di spettacoli dal vivo, l'intenzione è di andare avanti, insomma, noi lo viviamo come un classico, l'idea è di andare avanti. Ora, io ho criticato prima un pochino chi organizza, ma è anche vero che in questa situazione è dura, aiuti sono veramente scarsi o comunque non sufficienti, e le proposte ci sono, però sono tutte un dire aspettiamo, guardiamo come va, ogni 2 secondi abbiamo paura che ci richiudano, oggi è estremamente difficile programmare, insomma. Infatti i produttori, io ho proprio quella mentalità lì, io devo guardare sempre in avanti per fare le cose. È 2 anni che io non ho più comprato neppure l'agenda, cioè è 2 anni che vivo senza agenda, mi scrivo l'impegno di oggi, l'ho scritto in un fogliettino. E comunque in ogni caso siete riusciti comunque a mandare avanti dei progetti in questo periodo. La tenacia non ci manca, però, insomma, esatto, è dura. Esatto. Cioè, ti dico una sciocchezza, se tu mi chiedi in che anno siamo, io devo riflettere un attimo, perché di istinto ti direi 2020. È allucinante questa cosa. No, sono fortunato, ho tutti i collaboratori più giovani di me, e quindi, capito, io mi devo adeguare a fortunato, spirito. sei furbo, sei astuto, quindi... anche però è fortunato anche loro accettare la mia collaborazione, ci guadagnano, credimi. Ok, grazie Arlo, grazie, speriamo a presto. Se hai altri progetti noi stiamo qui, certo, ti diamo voce. Grazie a te, grazie per l'ospitalità. Ciao. Va bene, ok.